Amici delle Edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Pozzallo, un match subito caldo con le tifoserie che applaudono i giocatori pronti ad entrare in campo. Qui con me come sempre Renato Gallo. Buonasera Annalisa Gallo alla regia. Circa 50 spettatori provenienti da 5 fronti. Sì, un pullman e mezzo. Vediamo se riesco a riprendere la maggior parte della gente. Eccola qua, la stiamo vedendo. La tribuna in pratica è piena. Eccole, arrivano le squadre. Subito canta la partita. Un match importantissimo per le due squadre. Perché il match playoff. Perché sono lì le due squadre. Pozzallo che viene da un turno di riposo, Jolly che viene da una vittoria per 3-0 contro Modica in casa. Questo è un match playoff, Gabriele. Vediamo la classifica insieme. Abbiamo la Conad Lamezia sola in prima posizione a 43 punti, la Dipermandor Jolly 5 fronti seconda a 39 e dietro la sfidante Ering Pozzallo a 34 punti. Poi quarta posizione per Letojanni con 31 punti. E infatti le tre squadre che si giocano il secondo posto dei playoff sono proprio la Jolly, il Pozzallo e Letojanni. Queste saranno le squadre che andremo a incontrare. Ora incontriamo il Pozzallo, poi andremo a scontrarci con Letojanni. Sentiamo la tifoseria Jolly adesso calda. Intanto è tutto pronti. Letojanni sta giocando contro Ultima TV Volley Valley in casa. Primo arbitro il signor Paolo Scotti, secondo la signora Piera Usai. Niente start and six al palazzetto, quindi lo diciamo noi. Jolly che parte con il solito 6, ritorna il libero Chillemi, quindi Samuele Aprile, Dallagnol, Bellucci, Limberger, Laganà e Nardi con libero Chillemi, mentre Pozzallo parte con Bocchieri, Di Salvo, Salerno, Muscarà, Salonia e Fasanaro e il libero Utro. Bocchieri al servizio, Gabriele, quindi +1. Eccolo inquadrato il setter della Ering Pozzallo. Ripetiamo, match importantissimo per le due squadre, ci metteranno l'anima, sostenuti dai propri tifosi. Controlla la formazione il secondo arbitro, tutto ok, può cominciare il match. Fischio d'inizio. Subito Matteo Dallagnol, primo tempo per Nardi Nicolas che entra subito in partita. Subito azione veloce della Jolly 5 fronti. Sfruttato Nicolas Nardi ancora una volta al centro. 1-0 per la formazione 5 frontese. Limberger al servizio. Utro bene, riceve Bocchieri, primo tempo murato da Nicolas Nardi, il numero 14 Muscarà. 2 punti di fila per il centrale brasiliano della Jolly, prima con un ottimo primo tempo e adesso con un ottimo muro. Che c'è? Limberger ancora al servizio, ancora forte, Utro, sempre bene, libero. di nuovo Salerno. Caldissimo il palazzetto, mamma mia. Sì, il pubblico locale non gradisce il tifo dei cinquefrontesi. Si inizia così al palazzetto. Siamo solo sul 2-1. Matteo Dallagnol, Laganà ed è muro. No, è insaccato. Sì. 3-1 Jolly, subito Laganà. Collegati, abbiamo avuto un piccolo problema di connessione
non manca mai il problema di connessione, io sono già senza voce. Stiamo vedendo di tutto in questa prima fase della partita. Siamo 6-3 per la Jolly. Jolly adesso in +1 con Bellucci al servizio. Lunga, Out. lunghissima. 6-4. Servizio. Salerno. Sì, Salerno. Fischia l'arbitro Scotti. Oh, Chillemi piega le non mani. riceve bene. Chillemi non riceve. Non ha Matteo toccato, Salagnol. non ha toccato. Non ha toccato. È out perché? Perché il secondo arbitro evidentemente facendo che ha toccato il Cosa? soffitto del palazzetto 6-5, ma a me non è Abbiamo sembrato riavviato. che ha toccato il soffitto. Salerno ancora, Chillemi stavolta riceve meglio. Chiamato in causa Matteo Salagnol, colpisce malissimo il pallone. Matteus, dopo che ha sistemato più o meno la spalla, il dolore alla spalla. Sì, però ancora non è, a quanto pare non è in forma. No, non lo è. Salerno al servizio ancora. E stavolta il pallone finisce sulla rete. Vantaggio Jolly, 7-6. Mateus Dalagnol si prepara al servizio per la Jolly. Il martello brasiliano della formazione 5 frondese. Jump float per lui. Riceve il libero Utro. Salerno. Muro Jolly ha provato il palleggiatore Bocchieri ad intercettare questo pallone, non ci è riuscito. No, non so se è stato murato o è andato sulla rete. Non so se... Allora dovremmo essere di nuovo in diretta. Continuiamo ad avere i soliti problemi. Intanto era stato chiamato time out dal coach del Pozzallo prefetto. 11-6 il punteggio qui al palazzetto dello sport di Pozzallo. Sempre Matteo Salagnol al servizio. Fischia l'arbitro Scotti. Mateus Dalagnol pronto con la sua palla flottante, ricevuta bene. Salonia. Salerno. Ani out della Jolly sotto l'attacco di Salerno, tocca il muro ma la palla va out. Salonia al servizio per il Pozzallo. Jump float. Matteo Salagnol riceve bene. Alberto Limberger piega le mani di Salonia. Sì, l'ha colpito quasi in faccia. No, non si è fatto male. No, ha fatto copertura. Ha colpito il palmo della mano in pieno, non abbastanza da tenere il pallone in gioco. 12-7 il punteggio. Samuele Aprile al servizio. Anche Su lui Utro floss che riceve libero. bene. Non riesce Samuele Aprile a intercettare questa schiacciata di Salvo. Sì, e Polimeni giustamente si arrabbia con lui. Non era tanto difficile da prendere. Punto Pozzallo. Servizio Salonia. Matteo Dalagnol riceve, poi Bellucci, Limberger addirittura rimane tra le braccia. Salerno. Sì. Salerno tiene tra le braccia questo pallone, gli rimane bloccato da là. Non è riuscito a chiudere le braccia e il pallone si è insaccato tra gli avambracci. Tutto ok, si può ricominciare. Laganà al servizio sul 13-8, forse il suo servizio ace del opposto del 5 Frondi, proveniente da Reggio Calabria, il numero 14.
che deve stare attento Pozzallo su di lui. Ci ha lavorato abbastanza durante la settimana. Ancora la Ganà. Utro tiene. Salerno tocca. Stavolta sì, la palla tocca il soffitto, non riesce a prenderla, o perlomeno la prende, ma l'attacco era troppo forte. Punto Pozzallo. Bocchieri al servizio. Jump float anche per lui. Alberto Limberger ha tentato uno dei tiri che tante volte è riuscito al nostro alzatore Bellucci, ma c'era ben appostato il centrale. Chiede calma alla sua squadra. Ancora più uno Pozzallo, stavolta riceve non bene Mateus Dallagnol. Chillemi ricostruisce la Ganà. La non palla tocca, che non tocca. Pallonetto, non riesce ad intercettare la Ganà, o perlomeno si è tuffato, ma non abbastanza da prendere non questa convinto. palla. E quindi ancora Pozzallo. Mentre il pubblico locale continua con gli insulti rivolti ai nostri ragazzi. 14-11, ancora Bocchieri, Mateus Dallagnol, Bellucci chiama in causa Nicola Snardi e ne approfitta per trovare il suo mani fuori. Giolli che si porta avanti ancora di un punto al palazzetto dello sport di Pozzallo. 15-11, gara calda, palazzetto strapieno. Limberger al servizio. Utro in tuffo. Ace del posto 4 e del 5 Fondi. Limberger si fa sentire anche al servizio. 16-11, ancora Limberger, presente sua moglie con il bambino negli spalti, e stavolta la palla si ferma sul nastro. Si appresta Di Salvo al servizio. Chillemi riceve. Bellucci la Ganà, tocco del muro, ma c'è un'invasione. Era stata presa la palla però. 17-12, non accenna protesta il Pozzallo, quindi era abbastanza netta. Nicola Snardi al servizio per la Jolly, con la sua jump spin forte. Salonia, primo tempo ottimo del numero 14 Muscarà, che sale in alto. Bello questo primo tempo da parte del Pozzallo, un ottimo giro della spalla di Muscarà, messo a terra un grande pallone. Stesso Muscarà ora al servizio. Cala il silenzio al palazzetto che aspetta il servizio. Bellucci sistema questo pallone. È passata. Sì. Recupera Mateus Dallagnol all'ultimo, poi pallonetto, la Ganà. Bellucci sceglie e trova di nuovo, è passata Mateus Dallagnol. Salerno, attenzione a Salerno, è out. Sì, ha sprecato questo pallone Salerno con una Jolly un po' in confusione. Sì, con palle che danzavano sul nastro, sembravano destinate a ricadere nel nostro campo. Salerno ha cercato la diagonale stretta, poteva fare meglio. 18-13, più uno anche per la Jolly in questo momento. Bellucci al servizio, molto tesa. Salerno ancora una volta, recupera Chillemi, la Ganà, attacca, ed è muro. c'è un buco. Ottimo questo scambio con il Pozzallo, che trova il muro e arriva al 14° punto. È stata bella questa azione. Questo muro del Pozzallo è andato a finire proprio nel buco dove non c'era la copertura della Jolly. Salerno su Giovanni Chillemi. È brutta, sistema doppia, perché con due dita
Samuele, perché sì. con due dita? E Polimeni si arrabbia ancora Sì, con lui. con due dita. Samuele Aprile, che tra l'altro l'anno scorso in questo palazzetto ha trovato spazio giocando un'ottima partita. Chillemi questa volta. Errore su errore della Jolly. Polimeni chiama il time out e fa più che bene. Sì, perché non dobbiamo 18-16. iniziare con la serie di errori che vanifica tutto il lavoro fatto, tutto il gioco svolto. 18-16 il punteggio. Jolly che era avanti di quanti punti, Renato? Che io non li sto segnando. Allora eravamo a 18-13, hanno fatto 3 punti. Sì, adesso 18-16, Polimeni che chiede calma ai suoi. Una partita ad altissimi livelli, una partita in cui le squadre si giocheranno tutto per portare a casa più punti possibili, utili per la zona playoff. Intanto le squadre tornano in campo. Salerno al servizio, Limberger non riceve bene, pallone sistemato. Poi ancora Pozzallo, il muro di Samuele Aprile. Che azione che abbiamo visto ancora una volta. Se la giocano al tutto e per tutto le due squadre. 19-16, protesta Pozzallo per quella palla rimandata nel campo loro da Samuele Aprile, se non mi sbaglio. Pozzallo un po' distratta in questa occasione. Matteo Stallagnol e la palla flottante. Salerno Fortissimo. forte, non c'è, muro non c'era. 19-17. Netto ritardo il muro del Jolly. Sì, Ha è saltato bene Salerno, molto in alto, ha impattato col pallone. 19-17, servizio Pozzallo con proprio il numero 17, sì, Salonia. Palla flottante Giovanni Chillemi, Alberto Limberger, bravissimo, parallela che passa. È stato bravo qui nell'elevazione. Limberger ha scavalcato il muro, ha trovato un'ottima parallela. Samuele Aprile al servizio, Centrale polistenese, classe 97, Samuele Aprile. Utro lunga. Limberger bravo a sfruttare questa slash del libero Cutro. Sì, non legge bene questa flottante di Samuele Aprile, la manda giusto. Intanto time out. Sì, prefetto, il coach del Pozzallo, usa il secondo time out disponibile per lui. Un altro era stato chiamato da mister Polimeni. Stiamo assistendo ad una grande partita, palazzetto caldissimo, con tifosi della Jolly da una parte, tifosi del Pozzallo dall'altra. Si fanno a gara a chi tifa di più. Rientrano le squadre in campo, 21-17. E la Jolly torna al servizio con Samuele Aprile. Utro di nuovo, questa volta meglio. Salerno molto alto, ma muro. Oh, Monster block della Jolly con la coppia Limberger Nardi. Salerno attacca, ma deve fare i conti con il muro. Sì, non sappiamo perché non c'era nemmeno la copertura. Tanto c'è il cambio, doppio cambio, esce Bocchiero per il numero 2 Amore e Salerno per il numero 4 Prefetto. Prefetto sarà vabbè, non sappiamo, coach. Omonimo. Ancora Jolly,
Ancora Samuele Aprile al servizio, mentre ancora una volta Pozzallo ha chiesto formazione, questa volta sul 22-17. Tutto pronto, si può ricominciare. Samuele Aprile è pronto da fondo campo a battere. Questa volta lunga. va out, sì. 22-18. 18 i punti del Pozzallo. Va a battere proprio il numero 18. Fasanaro. Matteo Dallagnol, Alberto Limberger, Curato Muro, come- attenzione. ma sbaglia qui. Ma c'è ancora la Jolly. Oh, Concentrata la Jolly negli attacchi aerei vicino alla rete. Punteggio adesso 23-18. 23 chi batte, 18 chi riceve. Mentre è pronto la Ganà al servizio. Ancora forte. bene Sta però. molto bene. Nardi, ancora lui a Muro. Bravissimo il centrale della Jolly, Nardi, che si fa sentire. Ancora una volta. Set point. E adesso si sente solo il pubblico della Jolly. La Ganà ancora a servizio. Ancora forte. Utro, Altro ed è ace. Altro ace da parte dell'opposto di Reggio Calabria. Chiude quindi il set 25-18, la Jolly 5 frondi. Inquadra la scalmanata, Gabriele. Sta mandando a Vaff Bip Bip come Guardate l'ex- quanta l'ex gente Grillo. al palazzetto, sto inquadrando. pieno. Tutto pieno, non si trova un buco per sedersi. Stiamo facendo questa carrellata con la telecamera. Eccoci qua. Tutto pieno. Tanto vediamo le altre partite di oggi, Gabriele. Sì. Raffaele Lamezia che gioca domani contro Modica. Algoritmi contro Gube Volley. Angelina Saper Palermo contro Atria Volley Partanna. Tonno Callipo contro Conad Lamezia. Erano le partite di oggi, Gabriele, non di domani. Poi stavo dicendo, Ering Pozzallo lo stiamo vedendo contro la Diper Mandorro Jolly 5 fronti. Leto Ianni contro Ultima TV Volley Valley e riposa e Tesaporito Cosenza. Settimana scorsa ha riposato Pozzallo e la Jolly viene da una vittoria contro Modica per 3-0. Mentre al Tonno Palabolini. Callipo Sta andando la diretta, sì? Squadre che rientrano in campo. Fischia il secondo arbitro Piera Usai. vediamo chi è l'incaricato per la Jolly per la prima battuta di questo secondo set.
Nicolas Nardi sembrerebbe Sì, Jolly che quindi parte al servizio con il centrale Nardi. Non lo vediamo spesso, Renato, non si vede quasi mai nella Jolly che parte con il centrale in battuta. Si può ricominciare, 1-0 di set per la Jolly, 0-0 il punteggio. È pronto Nicolas Nardi al servizio per la Jolly. Vivremo un altro set ad alti livelli. Subito Nardi forte, ma la palla si ferma sulla rete. Parte in vantaggio Pozzallo, 1-0. Va al Salerno. servizio Salerno. Pronto Salerno da fondo campo. Palla flottante anche per lui, troppo lunga. 1-1. Scambi di punti tra le due squadre con l'errore al servizio, prima di Nicolas Nardi, poi di Salerno. Fischia subito l'arbitro, pronto Bellucci al servizio, quindi +1 per la Jolly. Ricevuta bene, attacco, ma c'è la copertura di Bellucci stesso. Chillemi alza e Laganà trova un punto preciso. alzata di Giovanni Chillemi, che nel prossimo campionato dice che vorrà provare anche il brivido dell'alzatore, a quanto pare. Esattamente, ha fatto una bellissima alzata, il libero della Jolly, tornato libero oggi. Bellucci ancora con la sua Utro. palla flottante. Oh, peccato. Eh sì, ottimo il primo tempo da parte di Muscarà, se non mi sbaglio. È il numero 18, Fasanaro, Sì, Fasanaro. che è leggermente in ritardo, riesce a toccare. Ha mandato il controtempo la Jolly. Salonia al servizio. Salonia. Bellucci sceglie Laganà, Laganà. tocco del muro proprio di Fasanaro. 2-3 al palazzetto dello sport di Pozzallo. Il ricordo che mi dà questo palazzetto è l'esordio al commento di Peppe Bonina l'anno scorso, che salutiamo. Intanto riprende il gioco, l'attacco, tocca il soffitto, non si vede, non si vede. Non tocca. Il libero che Out. schiaccia questo pallone. Out. Ma in ogni caso noi non lo vedevamo perché c'è la trave in mezzo. Nella inquadro. Sì. Eccola qua. C'è la trave, ma la trave è più in basso. Eccola qua, la e stiamo su vedendo non è- adesso dopo il replay. C'era il secondo e il primo comunque che avevano buona visione sulla palla, Gabriele. Si ferma sul Altro nastro. errore. Siamo al secondo errore al servizio per la Jolly in questo set. Quindi 2 punti regalati al Pozzallo dei 3 fatti. Stavolta a sbagliare Mateus Dalagnol. Tanto Fasanaro è l'incaricato del Pozzallo. Sì, Fasanaro quindi che è andato a sostituire Muscarà. Laganà alzo bene Oh. il campo, sale alto sul muro, palla lunga quasi all'incrocio, quasi a toccare la linea di fondo campo. Niente può fare la difesa del Pozzallo su questo attacco. Samuele Aprile è pronto al servizio tra i fischi del pubblico del Pozzallo. Conflitto, Viene sistemato il pallone, anche schiacciato. muro di Laganà e di Nardi. Nicolas Nardi. Esultano alla grande i due, un altro monster block aggiunto per la Jolly. Ancora Samuele Aprile con la sua palla flottante, tesa, la Eccola. palla torna, aia, Aia, si è fatto Aia. male Nicolas Nardi. sì, Attenzione.
mentre stiamo rivedendo il replay intanto dell'azione. Si è fatto male Nicolas Nardi, che è andato in conflitto con Laganà su questa slash in ricezione del Pozzallo. Hanno saltato tutti e due, alla fine l'ha presa Laganà, però Nicolas in discesa si è fatto male, è ancora a terra. Eccolo, si sta rialzando adesso, fa cenno di no con la testa, ha preso una botta sulla schiena, incitato dai tifosi della Jolly che urlano Nicolas, Nicolas. Ancora dolorante il centrale brasiliano della Jolly, mentre si chiede anche di asciugare il campo. Una brutta botta per lui. Adesso la domanda è chiara, se ce la fa continuare. Ci provo, dice. Speriamo bene. Incitato dai giocatori. Ancora è fermo. Time out richiesto dalla Jolly, dal coach Polimeni. Per dare tempo. Sì, e soprattutto per far fiatare anche Nicolas Nardi. Vediamo. Sono saltati in due, è un brutto errore della Jolly, anche se ha portato a casa il punto. È un brutto errore perché su una slash o ci va uno o ci va l'altro. Polimeni che continua ad aiutare Nicolas a farlo riprendere. Si può ricominciare. Nella Jolly l'altro centrale è Andrea Presta, seduto in panchina, l'uomo spogliatoio della Jolly. Samuel Aprile al servizio. Salonia. Non buona la ricezione. Salerno. Lunga. Out. Sì, qua ha sbagliato Salerno. Ha alzato in bagger troppo lunga. Di Salvo non è riuscito a raddrizzarla, non è corso, non ha valutato questa palla lunga. Nicolas ancora un po' dolorante. La botta è stata forte, poi lui aveva già dei problemi di schiena. Sì, ricordiamo, ha saltato la prima parte di stagione Nicolas Nardi proprio per un infortunio. Era out questa palla. Sì. Presa lo stesso a pipe di Mateus Dalagnol, recuperata anche questa, la palla poi si sacca. Punteggio che va sul 4-8. E adesso al servizio va Bocchieri per il Pozzallo. Giovanni Chillemi, Laganà ed è Muro. Un master block questo qui, Gabriele. Sì, Bellucci si è ritrovato il pallone là, ma ovviamente non ha potuto farci nulla perché la palla era veloce, molto forte. Non solo, il Muro aveva ben piazzato le mani e quindi ancora Bocchieri, sempre su Chillemi. Bellucci poi sceglie Laganà, una palla spinta che torna nel campo della Jolly. Limberger chiamato in causa, altro monster block del Pozzallo con il numero 14 Muscara. Quindi punteggio sul 6-8. Jolly che ha già chiamato un time out. Sempre Bocchieri al servizio su Giovanni Chillemi. Bellucci sistema il pallone ancora per Limberger, c'è la copertura dello stesso Bellucci. Mateus Dalagnol costretto all'alzata, c'è il tocco del Muro dopo l'attacco di Domenico Laganà. Si cerca le mani del Muro, l'alzata era molto lunga di Mateus Dalagnol. Era uscita un'intervista al coach prefetto questa settimana che appunto Pozzallo ha lavorato per cercare di bloccare proprio l'opposto che adesso ha fatto appunto Laganà.
si tuffa Salonia su questa bomba di Mimmo Laganà. Terzo ace per lui in questa partita. Formazione intanto. Sì, formazione chiesta dal capitano Salonia Per deconcentrare Mimmo. Pronto l'opposto del 5 fronti. Si ferma. Stavolta si ferma di nuovo. Sulla rete il servizio. Punteggio sul 7-10. Ed è proprio il numero 7 ad andare al servizio per il Pozzallo. Di Salvo. Di Salvo. Pure Giovanni lui palla Chillemi. flot. Preso di mira Chillemi. Primo tempo. Eccolo Nardi. Subito Nardi. Si fa sentire Nicolas Nardi dopo la botta alla schiena. Questo significa ci sono ragazzi, tranquilli. Sette 11. Alberto Limberger al servizio. E si ferma anche sbaglia anche questo. lui. Sbaglia anche lui. Troppi errori al servizio per la Jolly. Alberto Limberger che ha la famiglia al seguito. Era con noi sul pullman il piccolo, non so il nome, lo sai? Lorenzo. Piccolo Lorenzo, 10 mesi. Muscarà al servizio per il Pozzallo. Jump flot. Oh, Matteo Salagnola. Sbaglia anche lui. E continuano gli errori della Jolly, sia a servizio sia in ricezione. E sono due fondamentali, importanti. Di nuovo -2 Pozzallo, che adesso è incitato da tutto il pubblico. Ancora Muscarà al servizio. Non si è sentito nemmeno il fischio dell'arbitro. Matteo Salagnola attacca, ma la palla è out. Non c'è il tocco del muro. A -1 il Pozzallo, 10-11. Sempre Muscarà. Calma. Palazzetto caldissimo in questo momento. Stavolta Matteo Salagnola la prende e va anche a... E c'è il tocco, ma ripassa di qua. È bravo Nicolas Nardi a non farsi sorprendere. Rimanda la palla subito nel campo del Pozzallo. Altro punto Jolly che interrompe questa serie positiva del Pozzallo. 10-12. Nicolas Nardi ancora al servizio. Bocchieri per Salerno. Murato. La palla era troppo attaccata al muro. Facile l'intervento del nostro muro. Sì, coppia stavolta formata da Samuele Aprile e Mateus Dallagnol. Nardi tra l'altro non ha forzato il servizio. Vedremo adesso, ma penso rifarà la float. La float, sì. Non riesce a forzarla come ha fatto per tutto il primo set. Infatti, palla float. Facile, pipe. No, Alberto era sulla palla. Sì. Alberto Limberger impreparato. Anche perché l'ha toccata anche il muro di Samuele Aprile. 11-13, Jolly sempre avanti di 2. Salerno al servizio. Gempeplot che si ferma sbaglia sotto anche il lui. nastro. Salerno sottotono per il Pozzallo, che continua a sbagliare al servizio. Più uno Jolly. Alessandro Bellucci al servizio. Tra i fischi del pubblico. Pallone sistemato. Jolly deve ricostruire. Matteo Salagnol tenta passi, si tuffano in tre, si coprono a vicenda. C'era Utro appostato, Salerno in tuffo copre la visuale. Non ci credono i giocatori del Pozzallo. Sono andati in tre su questo pallone, tutti a lisciare.
anche Salerno che si era tuffato da posto Time 1. out. Eh sì, stavolta time out chiamato dal coach prefetto. Intanto vi ricordo di lasciare mi piace alla pagina Facebook delle Edicole di Pinuccio, passare dalla pagina Instagram e di seguirci sul nostro sito www.edicoledipinuccio.it. Avete tutti i link in descrizione. Squadre che rientrano in campo cariche, che ci devono mettere il tutto e per tutto in questa partita. Jolly che torna al servizio con Alessandro Bellucci, ancora jump float, tacco centrale, Samuele non si fa fregare, spinge la palla in posto 2, non si fa fregare la Jolly. È pronto il muro ed è pronto anche un doppio cambio. rientra Il doppio cambio, sì, Amore, il doppio cambio che abbiamo visto nel primo set. Amore per Bocchieri e Prefetto per Salerno. Salerno, sì sì. Sono i cambi che abbiamo visto nel primo set e sono i due giocatori che non stanno funzionando al meglio per il Pozzallo. Salerno, come ho detto prima, sottotono. Ancora Jolly. Bellucci al servizio. È lunga. Out. Qua a fianco hanno gridato dai che sbaglia. L'hanno mandata. 12-16 al servizio. Come fa il gruppo, Salonia. Gabriele? Matteus Dallagnol, Bellucci, poi Laganà. Laganà. Mamma, Laganà. Salta Che quasi parallela. sopra il muro. Salta quasi sopra il muro. Il lo muro. scavalca. E segna un grande punto dal posto Dallagnol. della Jolly. Dallagnol al servizio, jump plot per lui. Utro. Amore. Non palla. ci riesce Giovanni Chillemi a raggiungere la palla. Appunto, la palla gli cade davanti. Punteggio sul 13-17. Fasanaro al servizio. Jump plot. Matteo Ricevuto da Dallagnol. Matteo. Alberto Limbergo che è murato. Out. Ah, era out? Ancora esulta. Io l'ho Questa era vista out. dentro. Io l'ho vista out. Abbiamo il replay gentilmente offerta dalla regia di Annalisa Gallo. Vediamo. E la palla era dentro. La palla era dentro. Abbiamo avuto anche il fermo immagine. La palla era dentro. Errore Sì, arbitrale. infatti mi è sembrata all'incrocio delle linee dei 3 metri. Strano che l'arbitro non l'abbia vista. Era là. Ecco che- Si fa fregare stavolta Nicola Snardi. Sì, un tocco di Prefetto ha visto Nicolas Nardi lontano dalla rete e ha insaccato. 14-18 al Palazzetto dello Sport di Pozzallo. Intanto Amore al servizio. Con la jump spin. Tesa, ma Oh! sistema, anzi no, out. Aveva provato a sistemare il pallone Bellucci su questa ricezione sbagliata di Matteus Dallagnol. Il servizio era teso. Poi lascia cadere Prefetto. Punteggio sul 15-18. Ancora forte. Bene. Pallone che viene recuperato Recuperato da Jolly. Matteo Dallagnol. Free ball. Primo tempo no. Out! Ha sprecato tutto, incredibile, il prefetto Dopo. sbatte la testa al muro, il coach del Pozzallo, incredibile, ha sprecato tutto il Pozzallo. 15-19. Prefetto, doppio cambio, ritorna Salerno, esce Prefetto e Amore, rientrano Salerno e Bocchieri, Bocchieri, sì. mentre Laganà è l'incaricato Jolly. Incredibile questa palla sbagliata. Sì.
Si è fatto prendere dalla foga, dalla voglia di fare punto e manda la palla out. Posto 4. La Ganà intanto al servizio, non tocca il soffitto. Monster block di nuovo! Ancora una volta il muro 5 protetti Alberto Limberger rimanda al mittente sulle gambe di Salvo. 15-20. La Ganà al servizio. Ancora forte. Sì, ma tengono bene, conoscono il loro palazzetto. Muro Oh. di Nicola Senardi. La Jolly ha deciso, non si passa più. 2 muri consecutivi. Stavolta Altro time out di Pozzallo. Time out, sì, chiesto da coach Prefetto. Sì, deve riorganizzare il gioco, Prefetto. 15-21. Approfitto per riposare un po' la voce. Sto gridando in pratica da 2 set. Squadre che rientrano in campo. Si sta allacciando i lacci Muscarà. Chiesta anche formazione dal capitano Salonia. Vogliono sconcentrare il più possibile la Ganà, che era già col pallone in mano. Ancora si sta sistemando i lacci, ora tutto ok. Fischia Scotti. Vediamo la Ganà a freddo. Buona. Utro. Oh, ancora lunga Nicola di Utro Nardi. e Nicola Senardi. Sì, ha provato Bocchieri tra l'altro a coprire, ma non ce l'ha fatta, anzi ha peggiorato secondo me la situazione mandando il pallone out. Ma ci ha provato, anzi era in traiettoria, bastava poco per farla finire nel nostro campo. Stavolta è out. Sì, sì. Stavolta out il servizio di Laganà. Era comunque molto veloce, come il suo solito. 16-22. Di Salvo al servizio. Giovanni Chillemi alza Matteo Salegnor per la Ganà, che colpisce Bocchieri. La spalla. Tenta Bocchieri di spostarsi per far finire la palla out, ma non in tempo. Sì, ha colpito lo stesso la spalla. Attenzione, cambio nella Jolly al servizio. Esce Limberger. Ed entra dopo 3 partite di stop, o 3 o 4, il nostro piccolo Matteo Bonati. Sì, Matteo che aveva trovato spazio quando Chillemi è dovuto passare al libero. Su Utro. Salonia, Murato, ma ripresa, non ce la fa Salerno in tuffo. Tanto punto Jolly, non riesce a recuperare questo pallone il Pozzallo. Ancora al servizio Matteo Bonati per la Jolly. 8 set point a disposizione di Matteo Bonati per portare a casa questo secondo set. E si ferma purtroppo sul nastro. 17-24 il punteggio. Muscarà al servizio per il Pozzallo. Altro set point per la Jolly. Matteo Salagnol ci prova, colpisce in testa il numero 17 Salonia e si chiude 17-25 questo secondo set. 2-0 di set per la Jolly 5 fronti, carica al massimo. Sì, questo risultato, Gabriele, i due set ci portano almeno ad un punto
che in chiave campionato, certo non penso, ora il problema è il terzo set, Gabriele. Sì. Sappiamo che la Jolly il numero 3 non lo ama. Appunto, non deve perdere la testa la Jolly 5 fronti, mentre stiamo vedendo la classifica che ci offre la regia, anche se l'abbiamo letta già prima. Sì, ricordiamo che Pozzallo, che è al terzo posto a 34 punti, ha una partita in meno. Sì, ha riposato la scorsa giornata, deve riposare anche la Jolly, se non sbaglio la settimana prima di Pasqua. Sì, la prossima in casa con la Tonno Callipo, quindi poi stop riposo. di 2 settimane. Esatto, per la Jolly. Speriamo che queste 2 settimane non portano a deconcentrazione, anche se saranno 2 settimane comunque intense di allenamento, a parte la pausa pasquale. Continua a riposare un po' la voce, Renato. È da 2 set che gridiamo. Ci fanno cenno i noi tifosi al seguito che sono tanti i collegamenti che abbiamo tra il sito dell'edicola e il sito di YouTube, che si sommano. Tanti a casa ci stanno seguendo. Gabriele, salutiamo tutti quanti. I nostri saluti di rito. 52 spettatori. 74 poco fa, quindi ti manca qualcosa? A me in questo momento mi porto 52. Salutiamo tutti quanti, grazie. Salutiamo allora la solita mamma di Peppe Zito, i nonni del nostro secondo Tofoli, che non ricordo, Lorenzo, Gabriele, tu te li ricordi? Elisabetta, i nonni? Sì. Poi tutti i genitori dei nostri brasiliani, di Matteo Bonati che ci seguono, tutti i 5 frondesi che ci stanno seguendo, che non sono potuti venire alla trasferta. Qui abbiamo incontrato il papà di Dionisio Di Pasquale, che è venuto a vedere la partita. Dionisio Di Pasquale con il Modi, che è impegnato domani, vero Gabriele? Sì, rientrano le squadre in campo, non ci sono cambi rispetto a primo e secondo set, quindi per Pozzallo Bocchieri, Di Salvo, Salerno, Muscarà, Salonia e Fasanaro è libero Utro. Per la Jolly sempre solito 6. Subito alla Samuele spinta Aprile. di Samuele Prile, ma è intercettata da Prefetto. Pallonetto anche dall'altra parte, Chillemi alza per Male. poco. Free ball. Salerno, pallonetto. Si gioca. Assurdo, la palla aveva toccato terra. Forse. Punto. La palla aveva toccato terra. Sei sicuro? Sì. In ogni caso Pozzallo ha portato a casa il primo punto del terzo set. Sì, la Jolly ha continuato a giocare, il secondo non ha fischiato. Ormai abbiamo già sbagliato abbastanza in quel di Palermo. Buona Chillemi. questa battuta. Laganà, tocco del muro, out. Ancora una volta l'opposto della Jolly fa uso delle mani del muro avversario per trovare il mani fuori. Una classica giocata della Jolly. Samuele Aprile al servizio. Sciabolata flottante. Mamma mia. Salerno. Non tocca. Limberger, che diagonale su Salerno, che nulla può. Mamma mia. Porta in vantaggio la Jolly
È saltato altissimo Limberger. Alberto, 2-1. stringendo questa diagonale. Ancora Samuele Aprile. Sempre in quella Sempre zona lì, di Ace. Anche lo scorso anno in questo palazzetto ne ha fatti parecchi di Ace Samuele Aprile. Sì, molto, molto angolata, Gabriele, questa battuta di Samuele Aprile. Non viene letta da Salonia, ci riprova sempre Ancora su là. Salonia, questa volta riceve bene, alza bene anche il Pozzallo. Prefetto Salerno e Murato Muro. ha tentato un tocco, tentato il tocco Salerno, C'era ma il un cambio muro nel era Pozzallo. ancora su. C'era un cambio nel Pozzallo, Renato. Non era stato confermato Bocchieri, l'alzatore. Sì, c'è Prefetto. Amore Prefetto. Amore prefetto, sì. Proprio come cambi nel primo e nel secondo set. Samuele Aprile Sempre ancora. su Salerno che piega le dita, bella alzata di Utro, intanto si ricostruisce Costretto Matteo all'alzato Dallagnol, Dallagnol. Copre Nardi. Bellucci sceglie la pipe, palla. my out. Sì. Colpisce nettamente male il pallone. Sì. Mateus Non riesce Dallagnol. a piegare Tra l'altro la Jolly aveva sistemato un gran pallone grazie a alla Laganà. Ganà che ha sfruttato il muro per riprendere la palla, per farla ricadere dolcemente nel nostro campo. Intanto è Amore al servizio, una bella battuta di Amore, ma è Out. out. D'Amore è d'accordo. 5-2. Laganà dall'altra parte in ricezione, Amore, Utro, Salonia, ricezione lunga su questa battuta Si è visto da come è sì, partito. che si ferma sul nastro, Si è sulla visto da rete. come è partito, si è coordinato male questa volta all'opposto della Jolly. Muscara al servizio, jump plot per lui su Matteo Sallagnol. Nardi, oh, liscio di Nardi. Controtempo, sì. Salerno tenta il pallonetto, Bravo Nardi. questa volta però copre Salerno, Free ball. free ball per la Jolly e Nardi questa volta sì. Stavolta si fa perdonare e se la ride con Bellucci. Pure con la Ganà. liscio di Nardi e per fortuna c'era appostato chi era, Gabriele? Limberger, che non so come ha fatto a rimandarla dall'altra parte. In bagger 6-3. Proprio Limberger andrà a dare al servizio. Free ball. Oh, mamma, Che bestia Nardi, incontenibile. Nicolas Nardi ha un salto incredibile. notevole, quindi arriva molto alto e schiaccia nei 3 metri sui piedi di Salerno. Incredibile Nardi. Limberger intanto ancora al servizio. Bene Utro, Oh. tocco Sì. di Bellucci, Ha fatto più che bene perché la palla era nel campo della sì, Jolly. alza male chi era, Amore? Time out serve. chiesto dal coach prefetto. Pozzallo in total blackout. Jolly ancora più carica. 2-0 di set. 8-3 il punteggio. Per la Jolly, quindi 3-8. Tutto il primo set io mi sono segnato i punti al contrario. Ah. Ricordiamo palazzetto strapieno qui a Pozzallo, tifoserie calde. Adesso quella del Pozzallo non c'è più, non si sente più, si sente solo quella della Jolly. Pronto Limberger, Sì, squadre che rientrano in campo, fischia. Utro, Amore, Salonia in ricezione ed è Out lunghissima. stavolta. E interrompe la striscia positiva la Jolly con l'errore al servizio di Limberger. Ha fatto faticare molto questo schieramento della Jolly. Salerno, jump plot su Matteo Sallagnol. Matteo Sallagnol pronto, tocco del muro, mani fuori.
Bravo anche Mateus, oltre a Nicolas Nardi. Ancora un ottimo mani fuori. 9-4. Cantano i tifosi della Jolly. Ed è proprio il centrale brasiliano ad andare al servizio. Ancora palla flottante, Ace. Anche per lui, altro Ace. Sì, sempre nello stesso posto. Salonia in quel punto è in ha grande difficoltà, anche sì, con sì. Samuele non le ha prese 2 di seguito nello stesso punto. Gli costa il cambio. No, cambio posto con 5. Fasanaro. Esce Fasanaro, entra Puglisi. Quindi entra anche Puglisi, sì. Entra anche Puglisi per il Pozzallo, ancora non era entrato in questa partita. In quella posizione, difficoltà di ricezione, vediamo Fasanaro. Cosa farà? Nardi, jump plot. Questa volta cambia, sulla Out. linea. In campo. Lascia sfilare il Pozzallo questo pallone velenoso. E Amore, resosi conto prima che impattasse sulla linea, ha segnato in campo. Abbiamo visto anche il replay. Abbiamo visto che è dentro il pallone. 11-4 per la Jolly. Ancora Nardi al servizio. Ancora palla flottante sempre in quella zona, stavolta Salerno molto bene. Forte, e si insacca. Sì. Preso una rincorsa lunghissima. Salerno è saltato ed è riuscito ad insaccare sul muro di Samuele Aprile, mi sembra Mateus Dalagnol. Mateus Dalagnol non ha ricevuto al meglio. No. Però riesce, ottima Utro. Salerno ci riprova, questa volta fa buona guardia, allunga. Salerno di nuovo, ottimo. Amore, Mateus Dalagnol, copertura, Bellucci e poi ancora Mateus Dalagnol, questa volta out. Ottimi scambi tra le due squadre, alla fine ne esce vincitrice la Hering Pozzallo che fa questi 2 punti consecutivi con sempre Salonia al servizio. Jump plot su Giovanni Chillemi che questa volta tiene bene. Laganà e muro, ma non c'è copertura, ragazzi. Sì, ritardo, netto ritardo Chillemi. E infatti il mister Polimeni ce l'ha proprio con lui. 3 punti consecutivi per il Pozzallo. Mateus Dalagnol out di nuovo. Sì, ha colpito malissimo il pallone ancora una volta. Se non sbaglio chiede time out. Sì. Chiesto time out dal coach Polimeni dopo 4 punti consecutivi della Hering Pozzallo. Un muro e 3 attacchi out. 11-8. Mentre vi ricordo di passare dalla pagina Facebook dell'Edicola di Piruccio, lasciate un mi piace, iniziate a seguire pure la pagina Instagram e continuate a seguire le notizie sul nostro sito www.edicoladipinuccio.it. Rotazione questa che non piace alla Jolly. Sì, sempre con Salonia al servizio, il capitano. Eccolo Salonia con la sua palla flottante ricevuta da Mateus Dalagnol, è proprio Mateus Dalagnol ad andare all'attacco. Ma c'è buona guardia di Utro, alza Salonia, Amaro. Molto tesa. Poi alza Mateus Dalagnol. Era in conflitto. Era in conflitto con Bellucci che non se l'è chiamata. E infatti Polimeni dice di parlare, sì. Fa il gesto con la mano, dice parla, chiamatela. Errore. E sono 5 punti consecutivi. Mateus Dalagnol, attacco centrale di Samuele Aprile, murato! E si risveglia il palazzetto. E si risveglia il Pozzallo, come dicevamo. Paura del 3.
la Jolly si è fatta recuperare 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti in vantaggio di 7. È sempre con Salonia al servizio. Bisogna interrompere questa striscia. E questa volta di Bellucci, furbizia, sì, Bellucci tocca il muro. su una ricezione pessima riesce a metterci le dita e far toccare al muro avversario. Lo stesso Bellucci ora al servizio e si è rifatta sotto, quindi con un recupero di ben ora 5 punti. Utro, Amaro, e passa in mezzo al muro. Amore era prefetto prima e Amore dopo. È un altro Pozzallo, Renato, quello che stiamo vedendo dopo il time out chiesto Sì. da Polimeni. Poco attenta ora la Jolly, sta giocando con poca lucidità. Bellucci. La Ganà e la sua palla Eccolo. aveva intercettato. È quello che serve alla Jolly. Puglisi. È quello che serve alla Jolly, l'attacco da posto 4 del suo opposto per mettere in difficoltà Era ben la squadra piazzato però avversaria. Puglisi, che non è riuscito a sollevare il a pallone. sollevare, sì. sì, è andato magari un passo più indietro, l'avrebbe presa in bagger. Matteo Salagnol, Salonia, Salerno, Indovinato un po'. insacca di nuovo. Esatto. Salerno si è ripreso. Sì, netta crescita per Salerno in questo set. L'abbiamo visto completamente sottotono nei primi 2 set. Prefetto al servizio su Giovanni Chillemi. Limberger, tocco del muro, fa buona Copertura. guarda. Oh! Ancora un altro buco nella Jolly. La palla spinta sempre da posto 4 Ed è del parità. Pozzallo. È parità con 7 punti recuperati. Sempre Prefetto al servizio. Su Matteo Salagnol, la Ganà trova il buco. Si vendica la Jolly del buco di prima. La Ganà riesce a trovare un ottimo spazio. Stiamo Appunto. lasciando troppi spazi in difesa, troppi buchi. Sì, adesso Sui la pallonetti Jolly avversari. deve approfittare che c'ha Nardi in attacco, sì, prima- attacco centrale. Sempre Aprire intanto Salerno, c'è il muro, c'è anche la copertura della Ganà. Bellucci sceglie ancora la tocco del Ganà. muro, ma c'è copertura. Muro, Jolly. copertura. Eccolo. Non ce l'ha fatta la Jolly a trattenere questo pallone per Al terzo giocarla. attacco consecutivo Pozzallo trova con chi era Gabriele? Col numero 2? Con Amore. Però Trova questo. c'è da dire una cosa, Renato, che si è fatto sentire Nardi al muro per la Jolly. Questa si ferma. Amore cerca la spin ma si ferma sulla rete. E c'è la Ganà dall'altra parte. Ancora in vantaggio la Jolly, sempre di un punto. Salonia, Utro, Amore Fischiatissimo la Ganà. è out. Out. Distratto tantissimo dai fischi del pubblico. Sì. Muscarà dalla parte opposta al servizio. Tanto si infiamma il palazzetto. Out. Lascia sfilare Mateus. Stava per intervenire. 3 errori consecutivi, Renato, al servizio per le due squadre. Non mi torna il punteggio, ragazzi. 16-15 Per loro? per noi. Per È loro? sbagliato. Per noi. Per noi è 16-15. Sì. Ma lì, Lì 16 pari. è al contrario. Ecco perché il primo tempo l'ho sbagliato. Il primo set.
16 pari Pozzallo che ha mi trovato... fanno segno che dall'inizio della partita che li segna al contrario. Io nel primo set ho seguito, nel secondo no, e nel terzo neanche. Pozzallo che ha trovato il punto con Salerno, proprio Salerno ad andare al servizio. Poi l'attacco Jolly con Mateus Dalagnol, che stavolta si fa perdonare per tutti gli errori precedenti. Ha trovato l'incrocio delle linee del campo e quindi Jolly ancora avanti, 17-16. Jolly che va di nuovo al servizio con il centrale Nicolas Nardi. Ricezione corta sulla jump float, Non una bella Salonia, ricezione, però Salerno è sulla palla, in due. Non era posizionato bene Limberger, aveva le spalle rivolte verso il pubblico e quindi ha colpito male il pallone. Tra l'altro era in conflitto con Laganà. Brutta ricezione sull'attacco di Salerno. Salonia, Mateus Dalagnol Forte. che schiaccia in posto 5. Terzo set livellato. Sì, Pozzallo in crescita. Jolly che continua a tenere testa. 18-17. Più 1 Jolly. Il setter 5 Frondes al servizio. Utro al servizio. Duello aereo. Alla fine vinto Salerno. da Pozzallo. Ancora. Salerno riesce a passare per l'ennesima volta. Ancora Salerno per il Pozzallo. Era l'elemento che gli mancava. Sì, sta schiacciando ora molto con una diagonale più stretta, prendendo sempre le mani del muro interno. Esatto, il muro della Jolly ci sta mettendo sempre una pezza. Ma non ora, non con Salerno. 18 pari Puglisi al servizio. Jump float anche per lui. Mateus Dalagnol, Bellucci, Laganà. Tocco del muro, cade davanti a Salerno che non riesce a distendersi. Dalagnol si prepara. Amore Salonia Utro in ricezione. Utro, ma errore del nostro muro. È saltato alto l'alzatore. Tenuta benissimo. Sì. Dall'alzatore La poi destinata a entrare nel nostro campo, ma ha fatto un miracolo l'alzatore, saltando altissimo e intercettando questa palla e mettendo nelle condizioni addirittura il centrale. questo attacco così, Renato, l'abbiamo visto nel primo set. Perfetto. Matteo Dalagnol, Laganà, tocco del muro, non ce la fa. Ce la fa! Recuperata! Ce la fa, Che ma grande peccato. recupero! Che grande recupero da parte del Pozzallo. Ora la Jolly la rigioca. E Laganà di esperienza. Sì, spinge la palla sul muro di Amore. Sì, Amore era era troppo indietro e quindi la palla gli cade sotto i suoi piedi. Che azione comunque del Pozzallo, che è riuscito a recuperare una palla destinata sul muro. ad andare al muro. E non il muro. Muro fisico Sì, infatti. del palazzetto. Samuele Aprile alla sua jump float. Salerno. Si addormenta un po'. E lì Salerno poi è passa. Salerno. Sì. Si era addormentato Utro. Però è riuscito ad alzare a Salerno. E anche la Jolly Cambio nel Pozzallo. entra. Esce Amore. Ed Entra il esce numero 11. Ali Brandi, altra esperienza. Ali Brandi al servizio. Sì, lo vediamo inquadrato in questo momento. Jump float anche per lui. Matteo Dalagnol Messo in difficoltà, sì. Ancora una volta Salerno. Nicolas Nardi prova a recuperare questo pallone, ce la fa. Chillemi la rimanda Utro. nel campo del Pozzallo. Primo tempo. Chillemi ancora. Mateus Dalagnol in bagger. La schiaccia come può.
Limberger, una mezza free ball. Buona tenuta. La Ganà, cosa fai? Cosa ha combinato la Ganà? Un erroraccio. Che costa il vantaggio. Time out Polimeni. Si mangia le mani la Ganà. La Jolly che per la prima volta aveva preso un attacco da parte di Salerno, aveva tenuti bene 2 consecutivi, Renato. 2 attacchi consecutivi di Salerno, li aveva tenuti. Sbilanciato su questa palla. (20-21). Squadre pronte a rientrare in campo. Rinfresca le idee il coach Polimeni dopo il suo time out. È passato in vantaggio il Pozzallo. Ali Brandi ancora al servizio. Sì, tesa la sua battuta di prima. Vediamo. Anche questa. Stavolta la Ganà. La Ganà non forza. Palla recuperata. Free ball per la Jolly. Mateus Dallagnol. Bellucci sceglie Nardi. Mette a terra un pallone. E questa appena toccato. Sì, appunto, perché era un pochettino in controtempo. Era un pochettino in controtempo, però i suoi centimetri si fanno sentire ancora una volta. E tocca il pallone con le dita. Mentre si asciuga il campo del Pozzallo. La Ganà al servizio. 21 pari. La Ganà è pronto. Fischiato ancora una volta. Utro sempre forte. Salerno. Palla che passa. Poi Bellucci ancora Nardi. Stavolta viene preso l'attacco del centrale. Ancora Nardi. Chiamato sempre in causa. Presa anche questa. Di nuovo. Presa anche questa. Stavolta più Nardi. La Ganà mette a terra. Che azione che abbiamo visto. Belle. Che azione che abbiamo visto, Renato. 2 grandissimi recuperi del Pozzallo. La Jolly che ha giocato 2 volte sul centrale Nardi. Poi Bellucci è stato bravo nella fase finale a smistare il pallone, non più per Nardi. Infatti Pozzallo aveva preparato il muro centrale, ma l'ha smistata per la Ganà e la Ganà ha colpito bene. Bene Pozzallo che ha fatto recuperi incredibili. Limberger sotto il bisogna crederci sempre su tutte le parti. Chiarimenti da una parte e dall'altra. Vediamo. Chiamato anche l'altro capitano Salonia. Non sappiamo cosa vuole Scotti. Un po' di riso, Renato. Ora siamo tesi per ridere. 22-21. La Ganà ancora fischiato. Utro bene. Colpisce malissimo. Male male. Si è sentito il rumore. Salonia. Si è sentito il rumore del pallone colpito male. Polimeni chiede calma ai suoi e chiama time out. È normale. Sì. È stato bravo qui il coach prefetto a sfruttare un altro time out. Certo. Il suo secondo. C'è in panchina un arrabbiatissimo Salonia, se non sbaglio. Sì, è proprio Salonia ad essere arrabbiato in panchina. Ha lanciato una bottiglia. Squadre che rientrano in campo. 23-21. Ancora Jolly che torna al servizio con il suo opposto, la Ganà.
Jump spin ancora per lui, sempre Cutro. forte, sempre su Cuto. Viene bene. Salerno. E out. Non c'è Stavolta è tocco. out. Non c'è tocco. 24-21. Set e match point per Tre la match Jolly, point nelle mani di Laganà. che guarda il pubblico della Jolly. Intanto c'è un cambio. Esce Salonia e rientra Di Salvo. Salonia ancora non era uscito in questa partita. Sì, era stato già cambiato prima. Era entrato Librandi. Ah, ecco. Sulle battute di Samuele Aprile, ricordi quando in posto 5 quando ha non avuto riusciva? difficoltà, Sì. sì. Allora ritiro quello che avevo detto. Laganà ancora. Non sbaglia. Utro. Chillemi l'aveva presa. Aveva palla messo out. la pezza Chillemi. E ora palla pesante nelle mani di Muscarà. Sì. Attenzione di Muscarà. 24-22. Primo match point sprecato della Jolly. Palla che tocca il nastro ma passa. Nardi. Messa la mano, recuperata, attenzione Salerno. Signori, Guardate 22. la gara è andata dai 25. Si che chiude partita, signori, che partita. una partita da playoff. Laganà esulta alla grande e se lo merita. Nardi sfinito col mal di schiena, colpito ora di nuovo. Esultano tutti, signori. Lascio la visione totale. Sì, ma stringi sui ragazzi. Non posso stringere, ci sono tifosi che esultano, vedete? Il palazzetto è strapieno di tifosi del Pozzallo, di tifosi della Jolly venuti fino a qui a tifare la loro squadra. Una Jolly che si è giocata il tutto per tutto, è rimasta concentrata fino alla fine di questa partita. Si era fatta agguantare. Sì, ha avuto difficoltà in questo set. È una partita fondamentale. Applausi per questa squadra di giovani ragazzi. E applausi anche al Pozzallo che ha messo l'anima in questa partita. Ha tentato il tutto per tutto, tra l'altro con un terzo set recuperando, esatto, ricordiamo, 7 punti consecutivi, agguantando la Jolly, andando in vantaggio. Ora vediamo l'esultanza dei giocatori sotto la tribuna della Jolly. Foto di rito per la vittoria fantastica della Jolly. Ricordiamo i parziali, Renato, ce li hai tu segnati? Sì, allora 25-18, 25-17 e 25-22, 3-0 qui a Pozzallo. Come all'andata 3-0 per la Jolly, al ritorno 3-0 per la Jolly. Ma era difficilissima questa partita. Sì, perché la Jolly sappiamo che fuori casa ha abbastanza difficoltà a giocare. L'urlo stata una partita... l'urlo dei tifosi della Jolly, 5 pronti, contentissimi per la vittoria. Non ci resta che salutarvi. Vi ringraziamo. Da Pozzallo è tutto. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui. La prossima partita si terrà a Cinque Pronti il 17 marzo alle 18 contro la Tonno Callipo. E poi ci sarà ultima anche partita prima di Pasqua. Poi ci sarà anche uno scontro tra Pozzallo e Lamezia settimana prossima. Scontro tra prima contro terza. A Pianopoli il 18, che potremmo anche andare a vedere. Sì. Gabriele, perché è domenica. E le Toianni contro Partanna fuori casa. Vi ringraziamo per averci seguito fino a qui. Da Un saluto e un Pozzallo abbraccio. è tutto. A voi studio. Arrivederci. Sigla. Alla prossima. Sigla.